La Nord-Est è nato dal desiderio di raccontare una parte d'Italia, quindi siamo partiti da quella più ricca, industrializzata, quella che rappresentava un po' un modello economico, che era il ricco Nord-Est. E quindi spinti da questa curiosità noi, io e Milo Adami, che non siamo originari di questi luoghi, tutt'altro ci siamo messi in viaggio alla scoperta di questo luogo, di questa regione, evitando i centri storici, raccontando soprattutto la periferia e i centri industriali, le zone industriali. Avevamo voglia di, come dire, riflettere su quello che era diventato il paesaggio, una parte del paesaggio italiano sotto il peso di una spinta economica molto impetuosa su cui non si era forse riflettuto visivamente abbastanza. Appunto questo desiderio di dare forma a come dire, a un sospetto, il sospetto che forse non era andato tutto così liscio per il territorio, per il paesaggio italiano, cioè che c'erano dei luoghi appunto oscuri, ecco, non abbastanza indagati. Sia io che Milo abbiamo una grande, come dire, sensibilità geografica, cioè amiamo esplorare appunto dei luoghi, e quindi la spinta è stata quella. Il paesaggio è quello veneto soprattutto da che appunto si trattava di un paesaggio è il paesaggio del mondo contadino, quindi era un paesaggio pieno di campi, pieno di insediamenti rurali, tradizionali, si è trasformato in un paesaggio industriale e oggi la convivenza tra queste due dimensioni, quando c'è, dà luogo a degli ibridi incredibili, a degli ibridi che attirano l'attenzione di chi si mette, diciamo, in viaggio in modo, come dire, attento e dandosi il tempo di trovare questi luoghi. Diciamo che il sentimento primo è quello appunto di una perdita irrimediabile, cioè guardando questo paesaggio abbiamo sempre avuto il sentimento di una perdita, come se si trattasse di un animale proprio ferito, moribondo, che ha ancora qualche sussulto, ma che insomma forse non si può salvare più.